Sviluppo sostenibile e responsabile del territorio padovano. Molto importante la campagna promossa da Confservizi Veneto in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e UNESCO. Avviare un percorso innovativo per i servizi pubblici. L'obiettivo di Confservizi è di grande attualità. Mira a sollevare l'attenzione di quanti lo vogliono fare relativamente alla sostenibilità ambientale, non solo, economica, sociale, di aziende come le nostre. Quali sono le nostre aziende? Sono in tutto il Veneto 118 aziende che aderiscono a Confservizi Veneto, sono tutte le aziende di proprietà pubblica. La 3 giorni padovana 8-10 novembre si è svolta nella affascinante Villa Decumani a Sant'Elena, protagonisti gli studenti impegnati in conferenze e workshop. Una giornata molto importante per Sant'Elena questa, è stata fatta con l'iniziativa per portare che anche nei paesi piccoli si può fare qualcosa di importante come questa giornata. Per il suo operato Confservizi Veneto ha ottenuto un significativo riconoscimento dall'UNESCO per il secondo anno. Di che cosa si tratta? Con grande soddisfazione che noi sottolineiamo questa cosa. Siamo peraltro l'unica associazione in Veneto ad avere questo riconoscimento. Vuol dire riuscire a spiegare alla vasta utenza cosa si fa con le risorse che ricaviamo dalla tariffa amministrata con la quale diamo i servizi e cosa si fa in campo industriale, ma cosa si fa anche in campo sociale ed economico. Già per il secondo anno la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, presieduta dal professor Giovanni Puglisi, ha ritenuto di inserire le iniziative promosse dalla Confservizi Veneto all'interno della settimana di educazione allo sviluppo sostenibile promossa dalla Commissione nell'ambito del Decennio delle Nazioni Unite. Cosa significa trasporto sostenibile? Vogliamo che le città non solo si impegnino per l'abbattimento del CO2, ma perché la città sia a misura di servizio pubblico locale, quindi maggiore utilizzo dei servizi pubblici con un servizio pubblico che sia il più possibile ramificato. Così nasce il progetto Freccia Verde, collegamento capillare rapido tra periferia e centro città. Consentirebbe di coprire anche le zone non servite dal tram. È su questi percorsi che a Padova nasce la nuova città del futuro.